Ammonta a ben 8 milioni di euro la prima stima di conto dei danni per maltempo nel veneziano, tra Jesolo, Cavallino, Caorle, Bibbione e Chioggia cancellati 15 milioni di metri cubi di sabbia, spiagge erose dalle mareggiate, pontili sommersi dall'acqua e stabilimenti inghiottiti dal mare. Isola Verde di Chioggia, piccolo paradiso naturale tra le foci dell'Adige e del Brenta, letteralmente devastata. Paura nella notte appena trascorsa anche a Prati Nuovi di San Michele al Tagliamento per l'allagamento dell'intero bacino a causa di una falla di 20-30 metri con 4 abitazioni, di cui un B&B dove erano ospitati 2 turisti tedeschi, fatte evacuare di corsa dopo le 20. Il primo momento sembrava potessero rimanere lì, in realtà poi l'acqua diciamo, aumentava con una velocità di circa 20 cm all'ora, abbiamo un po' deciso in via precauzionale di farli allontanare dalle loro case. In volo 2 elicotteri e altrettante imbarcazioni della Protezione Civile regionale e Consorzio di Bonifica per mettere in salvo le 6 famiglie, spiega il sindaco. Mi sembrava quasi impossibile intervenire in quanto non c'erano vie di accesso per arrivare su questo punto così critico. E si corre contro il tempo anche in elicottero per arginare la maxi falla di Prati Nuovi. Volontari della Protezione Civile regionale al lavoro incessantemente da ieri e per tutta la giornata odierna per permettere alle famiglie evacuate di poter entrare a casa, possibilmente questa notte. Drammatiche queste immagini evidenziano come l'acqua e il fango abbiano letteralmente sommerso tutte le abitazioni. In questa foto quel che rimane della stradina di accesso dell'abitazione di una coppia di anziani. Di evitare che nei prossimi giorni questo tipo di fenomeno si possa ripetere e questi cittadini possano ritornare nelle proprie abitazioni. E si corre contro il tempo con saccone di Petrisco anche a Caorle, lungo la sponda del canale Taglio, con i vigili del fuoco in azione anche in elicottero per permettere il rientro a casa di diverse famiglie nelle frazioni di Cesarolo, Marinella, Terzo e Quarto Bacino, Valle Vecchia e Brussa, fatte evacuare sempre ieri sera a causa della rottura dell'argine. Allarme maltempo che torna per questo weekend con la prevista seconda perturbazione in arrivo dalla Francia.